Prima le Molotov contro il municipio, poi l'ordigno rudimentale fatto esplodere lungo la via principale. I fatti di Vittorio Veneto hanno stravolto l'agenda della visita informale nella Marca del ministro dell'Interno Angelino Alfano. Questa sera vedrò il sindaco di Vittorio Veneto, lavorerò insieme al prefetto per dare le risposte più immediate. Non sottovalutiamo nulla, neanche i segnali apparentemente più irrilevanti, immaginiamoci se possiamo sottovalutare quello che si è verificato. Le indagini sono in corso, le forze dell'ordine che sono presenti a Treviso sono di grande pregio e di grande qualificazione, sono molto bravi i nostri uomini e donne delle forze dell'ordine qui presenti, per cui noi siamo fiduciosi di poter ottenere un risultato in tempi brevi e in tempi rapidi. Intanto io lavorerò insieme al sindaco e insieme al prefetto per fare tutto quello che è di mia competenza. Ancora troppo presto per indicare una pista specifica, prosegue il ministro. Nel mirino degli autori di questi gesti ci sarebbe lo stretto legame pratico e simbolico della città dedicata al Re d'Italia con l'unità della nazione. Nulla a che vedere con l'accoglienza dei profughi, inevitabile tuttavia chiedere al ministro un commento sulle tensioni crescenti nei comuni. Io ho grande fiducia nel prefetto, che è un prefetto molto in gamba, preparato anche con una forte leadership e con una grande capacità tecnica e di coesione sociale e istituzionale, quindi mi affido molto al prefetto e confido sempre nella responsabilità di tutti.